Vicepresidente De Berti, manca meno di un anno all'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Dal punto di vista viabilistico, a che punto siamo? Sono molti cantieri aperti, e quali sono e con che tempi, se possibile, verranno conclusi? Allora, tenete presente che dal punto di vista stradale sono sostanzialmente quelle opere, alcune di queste, che faranno parte della legacy. Ci sono delle opere stradali e degli interventi che non saranno strettamente necessari ovviamente per lo svolgimento delle Olimpiadi, perché quello che è strettamente necessario di fatto sono le opere sportive, però dal punto di vista viabilistico nel post Olimpiadi veramente la provincia di Belluno, soprattutto l'asse lungo la 51 Alemagna, la statale, sarà completamente rinnovato. Abbiamo entro gennaio 2026 ANAS, e questi cantieri sono in capo ad ANAS, ci sono le 3 varianti di San Vito di Tai e di Valle di Cadore, opere detta proprio fino in fondo, che dovevano essere pronte per i mondiali. L'importante è che siano pronte almeno per le Olimpiadi, e qui abbiamo già 150 milioni di investimento. Le 2 opere legate alle Olimpiadi, che costituiranno la vera legacy infrastrutturale di Belluno ma anche della Regione Veneto, sono di fatto la variante di Longarone e la variante di Cortina. Tenete presente che solo queste 2 opere cubano da sole la bellezza di 900 milioni, quasi 1 miliardo di euro. La variante di Longarone nei prossimi mesi, ho sentito il commissario proprio perché sono tutte opere commissariali in capo a Simico, quindi la società Milano Cortina che si occupa delle infrastrutture stradali, mi ha detto che nei prossimi mesi appalterà l'opera e ovviamente non sarà pronta per le Olimpiadi, però arriverà ovviamente come legacy nel post Olimpiadi, e il nodo di Longarone è un nodo fondamentale da eliminare. Poi c'è la variante di Cortina, che però è suddivisa tra 3 sostanzialmente fasi. C'è il lotto 0, non mi chiedete perché si chiama lotto 0, l'hanno chiamato così, che si chiama Lungo Boite, che sono sostanzialmente circa 20 milioni di euro di investimento, che sarà pronto assolutamente per le Olimpiadi. Poi c'è la variante di penetrazione di Cortina, che sono circa altri 50 milioni, che però sarà pronta dopo le Olimpiadi. E poi c'è la grande opera che interessa Cortina, che è la variante in galleria, quella che costa da sola 500 milioni, che di fatto dovrà obbligatoriamente essere iniziata dopo le Olimpiadi, perché la cantierizzazione dell'opera era incompatibile con la realizzazione delle Olimpiadi. Dei 500 milioni di fatto di investimento per la galleria di Cortina, il 50% sono già finanziati, ma manca l'altro 50%, ma il ministro Giorgetti si è impegnato prima, ovviamente quando sarà il momento, di finanziare le risorse che mancano. Diciamo che dal punto di vista stradale queste sono le opere principali. Ecco, le Olimpiadi invernali chiameranno moltissimi tifosi, moltissimi appassionati, ma anche tanti veneti che vorranno andare a vedere le Olimpiadi a Cortina. Come si arriverà a Cortina? Allora, c'è un tavolo che sta lavorando sostanzialmente con la Fondazione Milano Cortina, ma al tavolo c'è ANAS, c'è Trenitalia, c'è RFI, perché comunque si stanno, anche dal punto di vista ferroviario, si stanno facendo vari investimenti, perché parliamo di rifare il nodo di Ponte delle Alpi e di sistemare stazione e parcheggi anche delle stazioni di Belluno, di Feltre e anche di Longarone. Di fatto dal punto di vista ferroviario, diciamo, c'è già un equilibrio su quello che è il fabbisogno dei treni che saranno necessari per poter raggiungere Cortina. Sono ancora in fase di definizione, però i punti centrali, diciamo, saranno di fatto Longarone e Ponte nelle Alpi, per poter organizzare tutto poi il fabbisogno per poter di navette piuttosto che autobus per poter raggiungere Cortina. È ovvio che serviranno anche molti autobus e servirà una collaborazione a 360 gradi da parte di tutti. Infatti al tavolo c'è anche Dolomiti Bus, perché non è facile
ad oggi avere i numeri certi di quante persone accederanno a Cortina, tenendo presente che dobbiamo fare i calcoli sia sulle Olimpiadi ma a seguire anche sulle Paralimpiadi. Comunque stanno di fatto definendo i numeri, quindi con il treno ci saranno ovviamente dei treni speciali piuttosto che con gli autobus. Nel momento in cui ci sarà l'intermodalità dove si potrà arrivare con il treno, si arriverà con il treno, ci si fermerà e poi da lì ci sarà tutta l'organizzazione del trasporto comunque su gomma. È un impianto che sicuramente funzionerà se tutti faranno la loro parte. Ecco, una sfida importantissima, ma che però poi lascerà un'eredità ancora più importante, soprattutto dal punto viabilistico, alla montagna veneta e a tutto il Veneto in generale. Sì, tenete presente che la provincia di Belluno, solo per le opere infrastrutturali e sportive per le Olimpiadi, e mi limito solo a questo, porterà a casa più di 1,5 miliardi, siamo quasi verso i 2 miliardi di investimenti. 2 miliardi di investimenti, se io guardo le altre province e sommo gli investimenti che ci sono stati negli ultimi 10 anni, vi assicuro che a 2 miliardi non ci arriviamo, quindi veramente le Olimpiadi e aver portato le Olimpiadi in Veneto, a Cortina e a Verona sono una occasione straordinaria per attrarre quegli investimenti, al di là degli investimenti propedeutici alla realizzazione delle Olimpiadi e quindi funzionale alle settimane di gare sportive, ma la vera legacy sono quelle opere infrastrutturali, soprattutto dal punto di vista stradale ma anche ferroviario, che arriveranno nella provincia di Belluno e che posso tranquillamente assicurarvi che senza le Olimpiadi non ci sarebbe stata nessuna possibilità di poter attrarre investimenti così importanti, quindi le Olimpiadi di fatto hanno giustificato questi investimenti e sarà una legacy importante, perché solo se pensate alle 3 varianti sulla 51, Tai, San Vito e Valle di Cadore, la variante di Longarone che secondo me è la grande opera che sicuramente darà una risposta all'accessibilità alle Dolomiti, perché insomma vediamo tutti e sappiamo e siamo consapevoli delle ore che i turisti e gli appassionati della montagna passano in macchina per superare il nodo di Longarone, ma poi anche la galleria di Cortina e quindi il bypass del centro di Cortina sarà sicuramente fondamentale per poter dare a Cortina quella qualità di vita che merita una città così, cioè una città che ospita un evento olimpico.